gli argomenti che verranno trattati, cominciando con il dottor Franco Olivetti, che parlerà dell'argomento valutazione rapporto banca-impresa in tutta una serie di sfaccettature particolarmente significative. Focus sul rapporto banca-impresa finalizzato all'avvio di un corretto rapporto fiduciario, come si formalizzano richieste di finanziamento da parte delle imprese, la correlazione tra domande di fido e sistemi di rating bancario e infine una panoramica sui principali strumenti di accesso alla liquidità. Seguirà l'intervento della dottoressa Roberta Fazzana, la moratoria dei pagamenti e da ultimo dottor Federico Loffredo, che parlerà delle misure a sostegno della liquidità e allo sviluppo dell'impresa. Lascio la parola al dottor Olivetti. La ringrazio, dottor Feltrini, per l'introduzione. Io passerò velocemente in rassegna il focus al rapporto banca-impresa, cercando di centrare l'attenzione su quelli che possono essere un po' gli spunti operativi al fine di una identificazione di un corretto rapporto banca-impresa. Tutti sappiamo che ogni impresa durante il proprio ciclo di vita ha bisogno di attingere a risorse finanziarie che possono essere esterne, quindi il cosiddetto capitale di rischio, a cui contribuiscono direttamente i soci con i versamenti e i finanziamenti, e il capitale di terzi che viene erogato da banche e da fornitori. Le imprese più virtuose poi riescono anche attraverso risorse endogene, attraverso l'autofinanziamento, ovvero con gli utili non distribuiti, a creare della cassa che poi può essere investita e per finanziare l'attività vera e propria dell'azienda. Centrale quindi a questo punto diventa in questa fase la relazione del rapporto tra banca e impresa, che gli inglesi chiamano banking relationship. E in questa fase, soprattutto di pandemia, diventa fondamentale per l'impresa mettere a disposizione degli istituti di credito un quadro informativo ampio ed affidabile sulla propria condizione economico-finanziaria e soprattutto sulle prospettive future della propria attività. Questo, dall'altra parte, consente alla banca di disporre di tutte le informazioni che hanno carattere quantitativo e qualitativo per valutare il rischio di credito, anche nel corso del rapporto, al fine di valutare tempo per tempo anche informazioni di carattere fondamentale che possono far insorgere elementi di criticità e quindi far sorgere nella banca la necessità di andare a rivedere gli accordi contrattuali originariamente previsti. Come si concretizza questo aspetto? L'imprenditore solitamente si siede al tavolo di una filiale, si trova di fronte un operatore bancario e attraverso quest'ultimo inoltra la cosiddetta istruttoria di fido. Istruttoria di fido che è disciplinata, che di fatto cos'è? È un insieme, la banca ha bisogno di fare in prima istanza una serie di indagini, ricerche, analisi, elaborazioni statistiche per raccogliere tutti gli elementi informativi e valutativi sulla controparte che si trova di fronte. Questi servono a identificare fondamentalmente due aspetti: il rischio insito nell'operazione, ma soprattutto la capacità di rimborso da parte dell'impresa per quanto riguarda i finanziamenti che vengono erogati. La Banca d'Italia in questo senso ha dato delle direttive che sono precise. Non esiste una modulistica specifica per la domanda di fido, ma ha determinate caratteristiche che devono essere comunque seguite pedissequamente dall'istituto di credito, ovvero la domanda deve risultare da una documentazione formale, allegata dal documento del legale rappresentante, e deve essere controfirmata. E nella domanda originaria devono essere elencati eventuali garanzie che vengono rilasciate da parte dell'impresa. Poi si passa al contenuto vero e proprio della richiesta di fido, che sono le informazioni sul soggetto che richiede il finanziamento e il dettaglio delle caratteristiche dell'affidamento richiesto. Qui ho predisposto una veloce slide dove vengono elencati quelli che sono gli elementi minimi che bisogna avere ben chiari per poter instaurare correttamente in prima istanza il rapporto con la banca. Quindi è fondamentale avere una visura camerale recente, dare una totale disclosure sulle generalità dei soci, sulle cariche sociali, sui poteri di firma, per le ditte individuali chiaramente i dati del coniuge, il regime patrimoniale, l'ubicazione, la sede legale, la sede operativa, notizie di carattere informativo sull'attività, sul settore specifico, sull'attività commerciale e sul numero di persone che sono impiegate. Capita spesso che le banche, in fase di istruttoria della pratica di fido, chiedono addirittura all'imprenditore di avere accesso di poter palpare con mano quella che è l'attività che viene effettivamente svolta dall'impresa.
se vi sono elenchi, se va fornita una totale disclosure anche di quelli che sono i beni mobili e immobili di proprietà, ma soprattutto questi sono elementi di carattere statico, cioè sono una fotografia di quello che è l'impresa oggi. Dopodiché si passa a un'analisi di tipo qualitativo che è basata sugli andamentali, quindi sugli ultimi 3 bilanci depositati, sul programmi di investimento e copertura, i piani di copertura degli investimenti, nonché sui bilanci provvisionali relativi alle esposizioni che vengono richieste. Tutti questi elementi, insieme però a una modulistica che oggi è diventata fondamentale, costituiscono gli elementi fondanti della pratica di fido, che però non può prescindere da un'adeguata verifica della clientela, ovvero dalla compilazione della modulistica antiriciclaggio e privacy. Oggi, se questa modulistica non è rispondente o non viene sottoscritta o non viene completata, l'istruttoria della banca non può essere portata avanti, quindi non viene nemmeno presentata al deliberante. Quindi questo è un aspetto sostanziale di carattere fondamentale e che deve essere sempre valutato dall'impresa quando si presenta al proprio interlocutore finanziario. La richiesta di fido poi ha determinate caratteristiche tecniche, quindi deve contenere esplicitato la forma tecnica di finanziamento che viene richiesta, quindi la durata ad esempio, come vengono impiegati i soldi cioè devono essere impiegati indicando in maniera chiara su quali tipo di investimenti o su quale modalità, con quale modalità tecnica, e sempre per un'attività che è strettamente correlata con l'oggetto sociale e l'ambito di attività della società. Sempre nell'ambito della pratica, l'impresa deve fornire una totale disclosure di quelli che sono oggi i rapporti che la stessa intrattiene sul sistema bancario. Questo perché nel momento in cui la banca andrà a predisporre la pratica di fido verrà analizzata una centrale di rischi fornita dalla Banca d'Italia. Quindi l'istruttoria di fido è costituita da diverse fasi, quindi una analisi qualitativa dei dati personali del richiedente, una verifica degli aspetti formali relativi alla documentazione raccolta, un'analisi qualitativa e quantitativa e poi una valutazione di sintesi che consiste nel cosiddetto rating. Quindi in prima istanza la banca che raccoglie la pratica di fido fa una verifica formale sulla esattezza, la validità e la completezza dei documenti che vengono presentati. Questo poi lo fa attraverso altri 2 canali. Un canale interno, ad esempio se l'impresa è già titolare di rapporti creditizi con l'istituto, fa un monitoraggio sull'affidabilità, sulla correttezza, sulla puntualità nei pagamenti da parte dell'impresa. E poi si avvale di fonti informative esterne. Le fonti informative esterne sono prevalentemente rappresentate da centrali rischi privati, la CRIF, piuttosto che il CERVED, ma soprattutto la centrale dei rischi Banca d'Italia. In questo senso mi è stato chiesto di dare una veloce rappresentazione di quello che è una centrale rischi al fine di comprenderne il contenuto. La centrale dei rischi che qui vediamo rappresentata altro non è che una banca dati a cui concorrono tutti i soggetti che finanziano una determinata impresa e di fatto rappresenta una raccolta unitaria delle singole operazioni che sono state concesse ad un'impresa. Nel caso specifico vediamo che è quello che vede una banca, ovvero in questo caso l'impresa ha 2 banche, la banca 1 e la banca 2. Nessuna delle 2 conosce l'esatta denominazione della controparte finanziaria, ma in questo senso attraverso la centrale dei rischi può conoscere la diversa tipologia di investimento e soprattutto gli importi che sono stati erogati all'impresa. Nel primo caso abbiamo un credito di firma che è un'operazione diciamo commerciale classica, quindi la categoria in cui viene identificata ad esempio la localizzazione dell'istituto che è Firenze, la divisa che viene finanziata è l'euro. Lo stato del rapporto evidenzia per l'istituto di credito lo stato di merito creditizio della pratica. In questo caso ci sono rapporti non contestati, significa che questo credito è in regolarità amministrativa. Questo credito che stiamo visionando è un credito che ha una garanzia collaterale, c'è una garanzia personale sul finanziamento. Dopodiché possiamo visualizzare quelli che sono
le linee massime che l'istituto di credito ha messo a disposizione della controparte impresa, che sono gli accordati operativi, che sono le somme massime che la banca ha consentito che la controparte impresa possa utilizzare, e la tabella utilizzato che rappresenta quello che effettivamente l'imprenditore sta utilizzando. Nel secondo caso invece abbiamo un altro istituto che ha una diversa natura di operazioni, ne ha più di una, perché ha rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca. I rischi autoliquidanti hanno una durata residua, in questo caso fino a 1 anno, sono costituiti dalle forme classiche di saldo buon fine piuttosto che anticipo fatture, sono anche in questo caso non contestati, sono privi di garanzie reali e vediamo il portafoglio che è stato accordato alla banca, quindi un accordato è un accordato operativo di 100.000 euro e utilizzati per 12.000 euro. La seconda tipologia è un rischio a scadenza, ovvero è un finanziamento che di solito ha un piano amortizing, quindi con determinate rate con una scadenza predeterminata. Anche in questo caso hanno una durata residua di 1 anno, non sono segnalati contestazioni, quindi sono in bonus, sono privi di garanzia reale. In questo caso l'accordato operativo è di 135.000 euro e l'utilizzato è 12.000 euro. L'ultima categoria è un rischio a revoca, ovvero che è un rischio senza scadenza nel quale l'istituto di credito si riserva la facoltà in qualsiasi momento di revocare la linea di fido. È il classico scoperto di conto corrente, è privo di garanzie e privilegi e consente ad esempio alle altre intermediari finanziari di valutare meglio la posizione finanziaria dell'impresa, perché rispetto all'accordato e all'accordato operativo, oltre ad evidenziare l'utilizzato, evidenzia anche il saldo medio che l'impresa sta utilizzando nel mese precedente. Ulteriori dati da cui possono attingere sia le banche ma anche le imprese chiaramente, nelle sezioni informative vengono riepilogate ad esempio i rischi autoliquidanti che non sono stati ottemperati alla scadenza dovuta e che sono stati o pagati, nel secondo caso l'importo di 11.000 euro, o impagati nel primo caso e quindi addebitati sul conto corrente dell'impresa. Quindi la centrale dei rischi evidenzia un'immagine complessiva di quello che è la posizione finanziaria netta dell'impresa all'interno del mercato creditizio e fornisce a tutti gli intermediari una sorta di fotografia statica nei 2 mesi precedenti di quelli che sono gli impegni da parte dell'impresa. Abbiamo passato velocemente in rassegna quelli che sono le diverse tipologie di finanziamenti in essere, e un'altra cosa che è importante evidenziare all'interno della centrale rischi è lo stato del rapporto. Abbiamo visto che quando non ci sono contestazioni vi è scritto semplicemente rapporto non contestato. Nel caso in cui invece l'impresa non sia performing, ovvero non ottempera le proprie obbligazioni, nella centrale rischi verranno riportate informazioni relative alla presenza di crediti scaduti o sconfini nel caso di importi superiori a un termine temporale di 90 giorni o 180 giorni. Quindi questa fotografia consente alla banca di fare una prima fotografia della propria controparte imprenditoriale e valutare in prima istanza in termini quantitativi quali sono gli impegni che la stessa ha già assunto sul mercato bancario. Il secondo aspetto è quello relativo alla verifica degli aspetti formali della documentazione, quindi fa una verifica incrociata con i documenti presenti in Camera di Commercio piuttosto che in catasto o nei registri immobiliari e inizia la vera e propria analisi qualitativa. Analisi qualitativa che è basata su elementi particolari che discendono dalla politica creditizia di ogni singolo istituto. Ovvero, provo a declinarlo in maniera più semplice, all'interno di un portafoglio di 100 milioni di euro, la banca identifica importi massimi per ciascuna categoria di area di attività, quindi il settore delle costruzioni, piuttosto che il settore industriale, piuttosto che il settore automotive, e all'interno di questo frazionamento del frazionamento del rischio, all'interno di questi pannelli, identifica anche dei benchmark di riferimento, ovvero dei tassi di rischiosità a cui la banca al massimo con il quale la banca al massimo si vuole esporre. Quindi, una volta definita questa area di attività dell'impresa, si passa all'analisi dei dati consuntivi,
quindi dei bilanci precedenti, e l'analisi di quelli che sono i flussi previsionali. I bilanci di solito vengono riesposti sotto forma finanziaria e vengono fatte delle analisi quantitative che di solito hanno dei profili economici, dei profili finanziari e dei profili patrimoniali. Qui ho riportato 3 semplici esempi che, se non vengono rispettati, non consentono alla pratica di venire deliberata. Nel caso del profilo economico, un EBITDA minore di 0 non consente la delibera. Così come un profilo finanziario, il rapporto tra attivo circolante e passivo corrente inferiore a 1, così come un patrimonio netto negativo, non consentono alla banca di valutare positivamente una pratica creditizia. L'ultimo aspetto è quello relativo al business plan. Il business plan che rappresenta la capacità futura da parte dell'impresa di rimborsare le proprie esposizioni nei confronti della banca. Fatta questa valutazione complessiva, vengono messi in fila gli aspetti positivi e negativi e viene dato un giudizio che costituisce il rating. Altro non è che il grado di rischio attribuito alla controparte impresa. Questo che vediamo rappresentato è il modello di rating di una delle principali banche italiane, che è costituito da 3 fasce: la fascia I, che è cosiddetta investment, la fascia M intermedia e la fascia R. Faccio una veloce excursus per consentire agli imprenditori di capire come sono posizionati e come vengono visti dal mercato bancario. Tutte le banche saranno interessate a finanziare un cliente che si trova nella fascia I di investment, quindi che va molto bene dal punto di vista economico-patrimoniale e che godrà sicuramente di condizioni di natura economica nell'ottenere i propri finanziamenti particolarmente favorevoli. In questa fascia le banche vogliono incrementare i propri rapporti in essere. Nella fascia intermedia M, quindi costruita sulla base dei bilanci andamentali, le banche tendono a mantenere inalterate le proprie posizioni di natura finanziaria, quindi a non accrescere negli affidamenti. Ovviamente nella fascia R tendono a rientrare dalle posizioni o utilizzare strumenti estremamente protettivi per la banca, quali ad esempio il factoring o la richiesta tassativa di fideiussione a cogaranzia degli eventuali affidamenti in essere. Tutti questi aspetti messi insieme, quindi l'analisi qualitativa, andamentale, l'analisi dei dati prospettici e le analisi quantitative, costituiscono il rischio dell'impresa. Una volta definito il rating, bisogna capire come mantenerlo nel tempo e come cercare eventualmente di migliorarlo. Sembra una slide scontata, ma in realtà non lo è, perché il messaggio che vi voglio dare è quello di avere un atteggiamento estremamente proattivo, ovvero quello di identificare, ad esempio, all'interno del portafoglio dei possibili strumenti finanziari, quelli che sono migliori dal punto di vista finanziario e consentono un miglioramento del rating, ovvero non usare, ad esempio, fili di cassa per andare a finanziare investimenti. Evitare anche temporanee scoperture di conto, rimborsare regolarmente le rate di finanziamento, evitare gli insoluti da parte dei clienti. In questo senso invito gli imprenditori a tenere monitorate le scadenze delle proprie RIBA, delle proprie anticipi fatturi e negoziare con le controparti debitori eventuali dilazioni di pagamento che andranno formalizzate con le banche in modo tale da negoziare con le stesse un dilazionamento della scadenza del finanziamento. E quindi in pratica il mantenimento di un equilibrio tra risorse finanziarie e quelle dei terzi. Come costruisce la banca il tasso di interesse, che è la remunerazione che prende? Lo costruisce attraverso un meccanismo che è molto semplice. Innanzitutto le banche a loro volta si finanziano sul mercato, quindi attraverso i cosiddetti finanziamenti che prendono dalla Banca d'Italia o, se sistemica, dalla BCE, e poi vanno a costruire il cosiddetto spread, che va a remunerare in quota parte il rischio di credito specifico del settore di operatività dell'impresa, nonché un'aliquota di rimborso dei costi e il margine di profitto. Questa è la modalità con cui una banca normalmente costruisce il tasso di interesse che poi viene applicato alla controparte creditizia. Ulteriormente vorrei rappresentare come vengono classificate le posizioni creditorie all'interno del sistema finanziario. I crediti che sono irregolarità amministrativa vengono definiti performing, ovvero sono quei crediti per i quali le imprese si muovono in maniera
coerente con le scadenze contrattuali e non vengono evidenziati problematiche incentrali ai rischi. Vengono considerati performing anche quei crediti che non sono scaduti da più di 90 giorni. Una volta decorsa questa scadenza si passa nei crediti non performing. Crediti non performing che possono essere sostanzialmente di tre tipi. Scaduti e sconfinati, cioè sono esposizioni scadute o sconfinate da oltre 90 giorni con una soglia di rilevanza totale del 5%. Possono essere classificati come UTP, ovvero sono crediti che la banca, attraverso un sistema di valutazione propria, ritiene che l'impresa si trovi in uno stato di momentanea difficoltà, in forza della quale non sarà in grado di ottemperare alle proprie obbligazioni, e quindi l'imprenditore, senza una preventiva escursione delle garanzie, non sarà in grado di soddisfare, di pagare in pratica le proprie debenze dal punto di vista del debito in linea capitale e interessi. In ultima istanza, le sofferenze, che sono il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto che è in stato di insolvenza totale. In questo senso, all'interno di questa classificazione delle classi di credito, è importante avere un atteggiamento molto proattivo. In questo senso invito gli imprenditori, nel caso in cui ad esempio si trovino di fronte a situazioni in cui ad esempio ci sono delle scadenze che sono, ci sono dei debiti che sono scaduti, ad esempio nel caso con una scadenza temporale superiore ai 30 giorni ma inferiore ai 90, gli stessi devono negoziare immediatamente con la banca una diversa modalità di rientro all'interno della propria debitoria per non incorrere in un credito non performance. Questo tipo di ristrutturazione viene chiamata forborn, ovvero è un credito che è un accordo contrattuale in cui la banca e l'impresa si mettono d'accordo per modificare le condizioni originariamente previste nel finanziamento originarie, e attraverso questa modifica contrattuale ed in forza dello stato di insolvenza temporanea del debitore, l'impresa riesce a rimettersi in regola con quelli che sono i propri adempimenti di natura finanziaria. Questo è un aspetto interessante perché sicuramente i miei colleghi lo passeranno in rassegna successivamente. Questo tipo di ristrutturazione viene segnalata in centrale rischi e ad esempio un esempio tipico di questa struttura sono le cosiddette moratorie ABI, o piuttosto le moratorie volontarie che tutte le imprese hanno firmato negli ultimi 10 anni, in cui hanno dichiarato uno stato di temporanea insolvenza e per le quali volontariamente hanno chiesto all'istituto di credito di modificare le condizioni contrattuali originariamente previste. Mentre i nuovi decreti legge sono decreti legge che non comportano nessuna diversa classificazione del credito e quindi non vanno a intaccare la classe di merito dell'impresa che ha ad esempio aderito al decreto liquidità piuttosto che altre forme di finanziamento. Passerei velocemente in rassegna quelli che sono gli elementi accessori alla pratica di fido, ovvero le garanzie che possono essere reali, che sono il privilegio, il pegno e l'ipoteca su immobili, o personali, cioè sono co-garanzie che vengono offerte a latere da terzi soggetti alla banca per garantire il soddisfacimento del proprio credito. In questo senso si inseriscono i confidi, di cui faceva menzione il dottor Feltrin, che intervengono come garanti degli associati in occasione di erogazioni di prestiti bancari, assumendo l'impegno di coprire una predeterminata percentuale delle insolvenze su cui la banca può incorrere da parte degli associati. Sono in pratica delle convenzioni che vengono sottoscritte e che tendono a garantire parzialmente o totalmente le perdite che possono essere originate dalla clientela che è stata affidata all'interno di una pratica di confidi. Hanno dei vantaggi sicuramente per gli istituti bancari perché da un lato riducono la rischiosità e il rischio di insolvenza della controparte, semplificano le procedure perché hanno determinate caratteristiche, ovvero contratti che sono standardizzati con canali predefiniti e che di solito hanno un iter più veloce rispetto all'istruttoria della singola controparte impresa e di fatto consentono poi a
una numerosità più elevata di imprenditori che fanno parte quali soci del Confidi di aderire di ottenere dei finanziamenti. Quali sono gli aspetti sostanziali per l'impresa? L'impresa che partecipa attraverso un Confidi, richiede un finanziamento attraverso un Confidi, di solito partecipa al capitale attraverso la sottoscrizione di una quota del fondo, paga un commissionale quando viene erogato il finanziamento, però beneficia di condizioni sicuramente migliorative perché vengono trattate a livello direzionale dalla banca e quindi con tempistiche più veloci. Passerei poi velocemente in rassegna quelli che sono i possibili strumenti finanziari che possono essere utilizzati dalle imprese. Sono i finanziamenti del ciclo attivo, quindi lo smobilizzo dei crediti commerciali, i finanziamenti a breve termine del magazzino, i finanziamenti del ciclo passivo al pagamento fornitori di debiti diversi, nonché i finanziamenti a supporto degli investimenti. Lo smobilizzo dei crediti commerciali è costituito prevalentemente oggi dall'anticipo RIBA piuttosto che dall'anticipo fatture. L'anticipo RIBA è la situazione nella quale la banca mette a disposizione del proprio cliente, mediante accredito in conto corrente, l'importo della RIBA senza attendere la scadenza e la riscossione del credito. Il rischio permane in capo all'impresa che ha ottenuto il finanziamento, eventuali RIBA insolute alla scadenza vengono addebitate al cliente creditore. Gli anticipi su fatture invece sono finanziamenti per i quali la banca mette a disposizione, anche in questo caso, mette a disposizione dell'impresa in maniera anticipata rispetto alla scadenza originale delle proprie fatture una somma immediatamente disponibile. Questa operazione si chiuderà contestualmente al pagamento da parte del fornitore. Poi c'è lo sconto in portafoglio commerciale che oggi è quasi desueto e poi infine il factoring, che è una struttura simile all'anticipo fatture in cui l'azienda cede le proprie fatture alla società di factoring però la notifica al debitore ceduto. La banca quindi gestisce l'incasso e ne anticipa l'importo sotto forma di prosoluto o prosolvendo all'impresa. Poi ci sono i finanziamenti del magazzino, che sono finanziamenti che di solito servono a finanziare quelle imprese che hanno una forte stagionalità o forti fluttuazioni dal punto di vista finanziario, hanno una durata di 12-18 mesi. Ci sono gli anticipi di contratto che ci sono, ovvero la banca, una volta presa la visione del contratto, mette a disposizione anticipatamente rispetto alla maturazione delle creditorie delle somme che si andranno a chiudere contestualmente con il pagamento da parte del debitore. E poi ci sono gli anticipi su documenti rappresentativi di merce, che consiste in una concessione di un finanziamento garantito da documenti che sono necessari per il ritiro della merce. Ci sono i FinImport, che è la forma tipica in cui il venditore estero, ad esempio, non è disponibile a concedere una dilazione di pagamento all'importatore italiano e quindi la banca accende un finanziamento all'importazione tale da permettere l'acquisto di questi beni e di solito concede un arco temporale di 60-90 giorni in cui di solito l'impresa riesce a incassare la rivendita o la lavorazione del bene, per cui riesce a chiudere la partita dal punto di vista finanziario. Finanziamento a breve termine di pagamenti diversi sono finanziamenti di solito chirografari attraverso un piano amortizing che sono finalizzati al pagamento di tasse tredicesime ed eventi straordinari che di solito vengono erogati nell'ultima parte dell'anno, e le aperture di conto corrente che sono di fatto la possibilità da parte dell'impresa di andare in rosso su un conto corrente fino a un determinato limite prestabilito per gestire una elasticità di cassa. Gli ultimi due tipi di finanziamento sono quelli di finanziamento a medio e lungo termine, che sono finalizzati a sostenere gli investimenti in brevetti, macchinari, immobili da parte dell'istituto di credito verso l'impresa, che oggi devono essere richiesti attraverso la redazione contestuale di un business plan che evidenzi le modalità di rimborso e la capacità di rimborso dell'impresa. Di solito oggi sono gravati anche da dei covenants, cioè sono covenants che sono degli accordi, delle clausole ulteriori che le banche inseriscono, al verificarsi delle quali la banca potrà richiedere le applicazioni di determinate
penali nel caso in cui l'impresa non rispetti le regole previste nel contratto di finanziamento. E infine ci sono i leasing, che tutti conosciamo, che sono un'alternativa al finanziamento, che servono e nel quale la società di leasing acquista il bene e lo concede in locazione all'impresa, pattuendo una durata, un canone e un prezzo di riscatto. Ed è un meccanismo alternativo rispetto al finanziamento vero e proprio per l'acquisto di beni immobili. L'ultima cosa che vorrei evidenziare e che arriverà con decorrenza dal 1° gennaio 2021 è un aspetto che è una grande novità per il mercato bancario, è la nuova definizione di default. Questa verrà applicata a livello europeo e cambierà le modalità con cui le banche dovranno analizzare i propri crediti. In particolare la nuova definizione di default, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2021 e sarà quindi analizzata dal punto di vista del portafoglio crediti nel primo trimestre 2021, è costituita da 2 fattispecie che devono contestualmente coesistere. Per quanto riguarda le esposizioni scadute, le stesse diventano di default nel momento in cui per le imprese corporate superano i 500 euro, mentre per le persone fisiche superano i 100 euro. E per quanto riguarda la soglia massima di rilevanza, dal vecchio 5% viene portata all'1%. Questo di fatto comporterà una restrizione della capacità di erogare finanza da parte delle banche, perché le maglie saranno più strette. Le banche saranno obbligate a vigilare giorno per giorno le singole posizioni che sono oggetto di finanziamento e viene introdotto un periodo di monitoraggio, non più di 12 mesi, bensì di 3, per il ripristino della pratica all'interno del portafoglio bonus, ovvero una volta segnalato come in default, l'impresa o la persona fisica tornano in bonus nel momento in cui per almeno 3 mesi in maniera continuativa rispettano le scadenze contrattuali di rimborso dei piani di finanziamento. L'ultimo aspetto rilevante è che questa definizione si muoverà trasversalmente, ad esempio, faccio l'esempio di Banca Intesa, anche se un'impresa avrà un anticipo fattura, un'operazione di leasing, un'operazione di factoring, questa valutazione, questa definizione di default si applicherà a tutte le strutture finanziarie che sono state legate all'impresa. Quindi il totale del merito creditizio di questa azienda decadrà automaticamente. E quindi è un aspetto che ha una certa rilevanza e su cui saremo chiamati a intervenire in maniera preventiva con un particolare monitoraggio di quello che è il rispetto delle obbligazioni di natura finanziaria. Vi ringrazio. Bene. Dottor Olivetti, grazie, perché direi che in poco più di mezz'ora ci ha fatto comprendere, ma non tanto a noi quanto alle micro e piccole imprese, quanto sia complesso il sistema creditizio nazionale. E questo ti fa pensare un attimo che forse se si riuscisse, cioè se il nostro sistema imprenditoriale riuscisse un momentino a distaccarsi dal mondo bancario, cercando altrove delle forme di finanziamento, è un problema noto della cosiddetta sottocapitalizzazione delle nostre imprese. Non c'è impresa che non cerchi di dividere con la banca il rischio di impresa. E la banca, ovviamente, non essendo un ente mutualistico, un ente di beneficenza, soprattutto anche tenuto conto delle limitazioni sempre più rigide, l'ultima, quella che entrerà in vigore il 1° di gennaio, debba in qualche modo tutelarsi. Questo mi dà l'occasione di fare 2 piccole osservazioni prima di dare la parola alla dottoressa Fazzana, che parlerà di un altro argomento particolarmente sentito in questo periodo di pandemia. Il primo è l'articolo 13 del Codice della Crisi, quello degli indicatori. Domani, il 20 novembre, si chiameranno indicatori di squilibrio, dove, con scopo preventivo, dove una buona parte delle considerazioni che il dottor Olivetti ha fatto oggi diventeranno fondamentali al fine di verificare la possibilità per le imprese di prevenire tempestivamente, perché tempestivamente è proprio l'avverbio che permea tutto il codice della crisi, prevenire piuttosto che curare. Sono degli indicatori che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti ha elaborato congiuntamente
al Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbe dovuto essere adottato con apposito decreto ministeriale, ma come ben sappiamo, avendo spostato al 1° settembre dell'anno prossimo l'entrata in vigore del codice, tutto è rimasto in stand-by e probabilmente verrà modificato, vista anche la situazione. L'elemento fondamentale però da tener conto è che il sistema bancario non riconosce questi criteri. Questi criteri quindi che verranno introdotti a livello ministeriale, già oggi il sistema bancario dice no, io ho i miei e io applico i miei, per tutta una serie di motivazioni. Una delle attività su cui la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e il sistema camerale si sta impegnando anche grazie alle risorse del 20% è cercare di far conoscere, applicare forse magari è un concetto forse troppo esagerato, però ci sono degli strumenti tipo il social lending e il crowdfunding che sono di derivazione anglosassone, però poco alla volta stanno prendendo piede anche da noi. È una forma di finanziamento privato molto più semplice, con garanzie quasi inesistenti, però con tassi più alti. Il problema è che ancora non c'è un equilibrio tra la fonte di finanziamento tradizionale, banca, e altro. La capitalizzazione delle imprese è un concetto ancora, soprattutto per le micro e piccole imprese, abituate ancora all'impresa individuale magari con 40-50 dipendenti, quindi con una sottocapitalizzazione enorme e con la responsabilità illimitata. Ce ne sono ancora tantissime, sono migliaia le imprese individuali iscritte al registro imprese a Camera di Commercio di Venezia e di Rovigo. Uno degli obiettivi è proprio quello di cercare di, spiegando la complessità del sistema bancario, che non può essere diverso da così, non può essere, cioè non è un ente di beneficenza, è cercare di capire bene, queste sono le condizioni, quanto del mio rischio di impresa lo destino al sistema bancario, quindi quanto faccio in modo che la banca diventi il socio occulto dell'impresa e quanto invece riesco a fare con le mie risorse, ovvero con risorse prese da altre fonti. Questo è qualcosa su cui come sistema camerale ci stiamo impegnando quest'anno col bando che vi presentavo prima e sicuramente con le iniziative che verranno sviluppate nel prossimo biennio, sempre legate alla prevenzione della crisi d'impresa. Fatto questa brevissima introduzione, darei la parola adesso alla dottoressa Roberta Fazzana che parlerà di strumento a supporto delle liquidità, ossia la moratoria dei pagamenti. Prego, dottoressa. Ringrazio l'avvocato Feltrin. Il mio intervento riguarda la moratoria bancaria che è stata introdotta dal decreto Cura Italia numero 18 del marzo 2020 e che poi è stata successivamente prorogata con il decreto agosto numero 104. La moratoria bancaria è uno strumento messo a disposizione di famiglie e imprese che si sono trovate ad affrontare una situazione di crisi di liquidità generata dal lockdown e dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione dell'epidemia. L'articolo 54 del decreto Cura Italia si aggancia al Fondo di Solidarietà Gasparini che si prefigge di aiutare coloro che si trovano in temporanea situazione di difficoltà e che hanno contratto un mutuo per la prima casa al verificarsi di determinati requisiti. I requisiti a cui si rivolge in prima battuta riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero rapporti di lavoro parasubordinato di rappresentanza commerciale o di agenzia, ovvero il caso di morte o invalidità permanente superiore all'80%. Coloro che si trovano in questa situazione possono chiedere la sospensione del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa fino a un massimo di 18 mesi. L'importo del mutuo non deve superare 250.000 euro e inoltre bisogna anche avere un indicatore ISEE, che sarebbe un indicatore di una situazione economica equivalente, non superiore a 30.000 euro l'anno.
Il mutuo inoltre dovrebbe essere anche in ammortamento da almeno 1 anno. Un altro requisito richiesto per usufruire di questa possibilità è che non ci sia un ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo che superi i 90 giorni. E questi requisiti sono stati ampliati con il decreto Curientaria permettendo anche a coloro che si sono trovati di fronte ad una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni, ovvero una riduzione del lavoro, ecco, anche questi soggetti possono accedere a questa moratoria bancaria. Inoltre, considerata la chiusura delle attività commerciali e professionali che c'è stata in questo periodo, si è reso possibile anche ai titolari di partita IVA, quindi ai professionisti, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali, di poter accedere a questo strumento di moratoria bancaria, quindi un ampliamento ulteriore. In questo caso non viene neppure chiesto l'indicatore ISEE e basta dimostrare con una dichiarazione di avere avuto un calo del fatturato. È stato anche chiarito che questo fondo di solidarietà Gasparini si farà carico del 50% degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione del mutuo. Parlando invece degli strumenti che sono di moratoria messi a disposizione per le piccole e medie imprese e anche microimprese che si sono trovate in difficoltà, e per evitare che ci siano effetti permanenti su queste attività, effetti permanenti che possono essere il default, la chiusura o il fallimento, è stato messo a disposizione di questi la possibilità di accedere alla moratoria bancaria nel caso in cui ci siano dei finanziamenti in essere. I finanziamenti presi in considerazione sono questi: le linee di credito accordate sino a revoca, ovvero i finanziamenti accordati a fronte di anticipi, che non siano ancora scaduti inizialmente alla data del 30 settembre, che poi è stato prorogato questo termine con il decreto di agosto numero 104 alla data del 31 gennaio 2021. Il secondo tipo di finanziamento, la restituzione di prestiti non rateali, con scadenza quindi adesso al 31 gennaio 2021, e il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 31 gennaio 2021. Ecco, tutte queste linee di finanziamento possono essere sospese fino al 31 gennaio. Un requisito che si chiede è che queste esposizioni non siano deteriorate, che ci sia solo una temporanea carenza di liquidità. È necessario che ci sia un'autocertificazione da parte dei titolari dei finanziamenti, da parte delle imprese, un'autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità. La moratoria priva le banche di valutare autonomamente la modifica delle condizioni contrattuali, e, agganciandomi anche a quello che ha detto il mio collega Olivetti, la moratoria bancaria non dà titolo alle banche di declassare il credito considerandolo deteriorato, per cui non c'è la conseguenza della segnalazione alla centrale rischi. E una cosa che secondo me è veramente importante è che la moratoria nel momento in cui cessa la moratoria bancaria, le imprese si trovano a dover ricominciare a restituire le rate di finanziamento che sono state erogate, e potrebbero trovarsi in difficoltà, considerata tutta
la crisi che sorge a causa di questa epidemia. Per far fronte a questa situazione di difficoltà, il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese si potrà fare garante di una percentuale della misura di questi finanziamenti che è stabilita nella misura del 33%. In sostanza, nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado di restituire le rate di finanziamento, il Fondo Centrale di Garanzia potrà farsi carico del 33% delle rate che sono state sospese grazie alla moratoria bancaria. Chiamiamola bancaria, però concessa in costanza dell'epidemia. Accanto a questo tipo di moratoria esiste anche la moratoria bancaria in senso stretto, che però ha delle differenze, perché in questo caso c'è un'autonoma valutazione della banca e non c'è nessuna garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia. Le imprese, un altro requisito è che le imprese debbano avere sede in Italia e che abbiano i requisiti per essere classificate microimprese, ovvero piccole o medie imprese, secondo la raccomandazione della Commissione europea del 2003. Ossia si tratta per le medie imprese di quelle imprese che non hanno più di 250 dipendenti e che hanno un fatturato non superiore a 50.000 euro, un attivo di bilancio non superiore ai 43 milioni di euro. Mentre per piccole imprese si intende quelle imprese che non hanno più di 50 dipendenti e che hanno un fatturato annuo oppure un totale di attivo di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro. Per microimprese, infine, si intendono le imprese che hanno non più di 10 dipendenti e che hanno un attivo di bilancio, ovvero un fatturato non superiore a 2 milioni di euro. Come corollario finale a crisi di liquidità, io ci terrei a segnalare che le imprese dovrebbero organizzarsi per redigere dei rendiconti finanziari, dei piani finanziari, per redigere dei flussi di cassa, per capire nel breve periodo e nel medio periodo, dove per breve periodo intendo i 4 mesi e per medio periodo intendo dagli 8 ai 12 mesi, per capire se sono in grado nel medio termine di far fronte ai pagamenti che nascono dai finanziamenti che hanno ricevuto, perché le imprese non falliscono perché il conto economico è in perdita, ma perché va in crisi il capitale circolante, perché non riescono a generare flussi di cassa dagli investimenti o dall'attività operativa che permetta loro di far fronte agli impegni presi, tra cui rimborsare le rate dei finanziamenti che sono stati erogati. Io ho esaurito il mio intervento, passo la parola al mio collega Loffredo e vi ringrazio per l'ascolto. Benissimo, grazie dottoressa, è un argomento assolutamente importante che si inquadra un po' in tutti quegli altri interventi che lo Stato ha introdotto per cercare di tamponare la crisi, anche perché chi ha avuto il blocco totale dell'attività e ha ricevuto, diciamo, quell'indennizzo, se lo ha ricevuto tra l'altro di un valore assolutamente irrilevante per le dimensioni dell'impresa e si è trovato poi a riprendere il tutto, sicuramente una buona parte dei concordati e dei fallimenti a cui stiamo assistendo ora sicuramente sono imputabili alla situazione. Lo Stato ha deciso di operare in un certo modo, non spetta a noi criticarlo, però vedremo alla fine se questi sistemi sono stati veramente efficaci. Allora, passerei la parola all'ultimo relatore di oggi, che parlerà di altre misure a sostegno della liquidità e sviluppo dell'impresa.
il dottor Federico Loffredo. Prego, dottore. Grazie Avvocato, buonasera a tutti. Io vi parlerò in realtà di alcune cose che sono collegate a quanto hanno detto i miei colleghi precedentemente e poi successivamente farò una piccola carrellata su alcuni bandi nazionali della Regione Veneto preesistenti e introdotti a seguito dell'emergenza Covid a sostegno delle imprese. Scusatemi un attimo perché ho sbagliato, eccolo qua. Allora, una delle misure, diciamo forse di più immediata utilità per le imprese è stata la possibilità introdotta originariamente col decreto legge 18 del 2020 e poi successivamente ampliata col decreto legge 23/2020 di ampliare l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. In realtà il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI esisteva già, ma è stato diciamo, modificato per consentire alle imprese, ma non solo alle imprese, perché in realtà può essere utilizzato anche dai professionisti, studi professionali e anche gli enti non commerciali, per ottenere più facilmente, almeno nell'immediato, delle somme utilizzabili nella continuità aziendale a titolo gratuito e perlomeno nella forma, diciamo, fino a 30.000 euro, che è quella che senza, come potete vedere, alcun tipo di controllo o di sindacabilità da parte dell'istituto bancario. Vorrei fare una nota polemica dicendo che però non è esattamente così, non è sempre stato così. Diciamo che quello che io vi racconto è quello che poi prevede la norma e le varie circolari interpretative. Leggendo sulla stampa o anche in altre occasioni, non sempre questo è stato rispettato alla lettera, ma io sono qui per raccontarvi la norma, non per fare polemiche. Dicevo, la prima forma di finanziamento prevista, originariamente fino a 25.000 euro, poi modificata a 30.000 euro, dava la possibilità, comunque con un chiamiamo limite, legato ai ricavi, quindi non superiore al 25% dei ricavi dell'impresa o al doppio delle spese per il personale, questo come risultanti dall'ultimo bilancio depositato, dall'ultima dichiarazione fiscale, idonea documentazione per chi aveva già iniziato l'attività ma ancora non disponeva di questi documenti. Diciamo, era possibile ottenere una garanzia da parte del fondo fino al 100% dell'importo richiesto. Come funzionava? Funziona perché queste norme di cui vi sto parlando comunque sono valide fino al 31 dicembre di quest'anno. L'impresa presentava alla propria banca, per chi l'ha fatto, il famoso allegato 4 bis, o comunque se non la banca o un altro soggetto abilitato a concedere il credito, una domanda in cui venivano anche motivate le richieste o le necessità di questo finanziamento, anche se in realtà poi non erano, dimostrando comunque di aver subito dei danni legati all'emergenza Covid-19. Come dicevo prima, né la banca né il fondo di garanzia, soprattutto il fondo di garanzia, effettuava alcun tipo di valutazione sulla richiesta. Diciamo, il finanziamento poteva avere una durata fino a 6 anni con un preammortamento di almeno 24 mesi e massimo 36 mesi, con un tasso di interesse che comunque era, diciamo, plafonato a un importo inferiore a quello che era, diciamo, corrente in quel periodo. Quindi il rilascio della garanzia è automatico, è gratuito e poteva anche essere erogato direttamente dalla banca anche senza aver ottenuto l'esito dell'istruttoria da parte
del fondo di garanzia. In molti casi in una settimana si riusciva a ottenere addirittura i fondi. Questo per quanto riguarda, come dicevo, le richieste di prestito fino ai 30.000 euro o comunque all'ammontare che dicevamo prima legato ai ricavi oppure al costo del personale. Poteva comunque essere richiesto anche un prestito oltre i 30.000 euro, in questo caso però sempre comunque nel limite del doppio del salario, del 25% del fatturato realizzato nel 2019, o in questo caso aggiuntivo per prestiti, dicevamo, oltre i 30.000 euro, anche al fabbisogno di liquidità prospettico, quindi che l'impresa presumeva di aver bisogno per i successivi 18 mesi o 12 mesi per le imprese che avevano più di 250 dipendenti. In questo caso però la garanzia del fondo non era più il 100%, ma era fino al 90% dei prestiti richiesti, e comunque c'era comunque un limite, diciamo, legato alle dimensioni dell'impresa, che comunque non potevano superare i 499 dipendenti, e il totale dell'importo comunque garantito non poteva mai superare i 5 milioni di euro per singola impresa. Ovviamente comunque tutte queste, non l'ho detto prima, comunque il fondo di garanzia è stato comunque dotato dal governo di un certo montare di garanzie spendibili a favore delle imprese, ovviamente quindi il rilascio di queste garanzie è comunque legato al non splafonamento di questo importo. Anche in questo caso il fondo di garanzia non effettua alcuna valutazione dell'impresa a cui viene rilasciato il prestito. Le imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro possono elevare questa garanzia del 90% al 100% tramite la garanzia fornita da un soggetto terzo, ad esempio i confidi di cui è stato parlato precedentemente, mentre è possibile comunque chiedere dei prestiti con una durata diversa da quella che abbiamo visto prima, quindi oltre i 6 anni. In questo caso però la garanzia del fondo è solamente dell'80%, comunque integrabile con la garanzia rilasciata dai confidi. A fianco di questa misura è stato anche prevista un altro tipo di garanzia fornita dalla SACE per le imprese, diciamo, comunque di dimensioni superiori alle piccole e medie imprese, o comunque, diciamo, con più di 499 dipendenti, che abbiamo visto essere prima il limite del fondo di garanzia. In questo caso la SACE concede le garanzie in favore delle banche o di altre istituzioni finanziarie. Sono ammesse in questo caso alla garanzia non solo i prestiti, ma anche operazioni di leasing, operazioni di factoring e addirittura i prestiti obbligazionari. In questo caso questo tipo di garanzia può essere richiesto per tutto il 2020 da qualsiasi tipologia di impresa. La norma non parla in questo caso di professionisti e studi professionali, ma insomma, visto tra l'altro stiamo parlando di imprese, quindi questo, diciamo, forse può non essere rilevante, può riguardare più noi magari che stiamo conducendo questo webinar, però ecco, diciamo, l'utilizzo di questo strumento è però, almeno per le piccole e medie imprese, vincolato al fatto di aver già esaurito il plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che devono aver già sfruttato al massimo
quello che abbiamo già visto, il Fondo Centrale di Garanzia garantiva, in questo caso, alle imprese che potevano fare questa richiesta. Anche in questo caso la garanzia prima richiesta è esplicita e irrevocabile e copre comunque, anche in questo caso, dei finanziamenti di importo non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 e il doppio del costo del personale sempre del 2019. In questo caso l'impresa può richiedere anche più finanziamenti, quindi in periodi successivi, momenti successivi, ma comunque non può mai superare l'importo che abbiamo visto prima. Anche in questo caso la durata del finanziamento non potrà essere superiore a 6 anni, ma esiste la possibilità di elevare il periodo di ammortamento fino ai 36 mesi. Rispetto al prestito garantito dal fondo di garanzia, che teoricamente è gratuito, a parte, diciamo, quindi non ha costi di commissione per l'attivazione, a parte il tasso di interesse pagato dalla banca, in questo caso possono essere applicate dalle banche delle commissioni che comunque devono essere inferiori a quelle che avrebbero richiesto se non ci fosse stata la garanzia, in questo caso della SACE. Per le imprese di minori dimensioni, che quindi hanno meno di 5.000 dipendenti e con un fatturato inferiore all'1,5 miliardi di euro, quindi comunque imprese di una certa dimensione, è comunque prevista una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria. Dicevamo prima, queste sono tutte misure straordinarie che sono state introdotte a seguito dell'emergenza Covid e quindi vanno in pratica a chiudere il discorso che abbiamo fatto fino adesso dell'utilizzo degli strumenti bancari per il sostegno delle imprese. A fianco però di questo esistono anche tutta una serie di bandi, di uno vi ha parlato prima l'avvocato Feltrin, uno, forse anche più di uno in realtà, che sono stati anche attivati dal sistema delle Camere di Commercio. Io non vi parlerò di tutte le altre misure che sono state emanate dal governo e che sono di attualità in questi giorni, per esempio quelle dei famosi ristori, perché entreranno in un prossimo webinar con relativi provvedimenti fiscali. Quello che volevo invece evidenziarvi è che esistono dei bandi sia nazionali che regionali. Per le singole regioni io vi parlerò solamente per ovvi motivi di quelli relativi alla Regione Veneto, per aiutare le imprese. Farò una breve carrellata di quelli che io ritengo possono essere quelli più significativi, perché in realtà sarebbero molti di più di quelli qua citati. Per esempio non ho citato, che forse qualcuno conosce già, la legge Sabatini, che è un provvedimento che esiste già e quindi non è direttamente collegato all'emergenza Covid, anche se molti di questi sono comunque, diciamo, bandi che erano già in vigore precedentemente e che sono eventualmente stati rifinanziati o prolungati per dare la possibilità alle aziende di usufruire in questo momento. Dicevo, non trovate un riferimento alla legge Sabatini, che è praticamente una sorta di finanziamento per l'acquisto soprattutto di immobilizzazioni, che permette di avere una notevole, con un sostegno a fondo perduto relativamente agli interessi corrisposti relativamente a eventuali finanziamenti o leasing accesi per l'acquisto di questi beni strumentali. Vi dico che in realtà questo contributo che viene erogato in alcuni casi è addirittura superiore agli interessi che vengono applicati sui finanziamenti, sui leasing richiesti, quindi può essere un'agevolazione molto importante, perché permette di ottenere dei finanziamenti praticamente, non dico se non a costo zero, addirittura a costo sotto zero, se questo può essere un termine che si può utilizzare. Quelli che vi ho riportato io sono, come potete vedere, l'incentivo lavoro Io Lavoro,
che è uno sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro privati che assumono disoccupati dal 1° di gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Esiste anche questo decreto legge 34 del 2019 che è relativo a progetti di ricerca, è un finanziamento agevolato, quindi una parte di finanziamento agevolato, quindi con tassi di interesse ridotti rispetto a quelli ordinari, e un contributo a fondo perduto. Fondo perduto vuol dire che viene erogato senza obbligo di restituzione per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di questi tramite di sviluppo di tecnologie che sono relative ai rifiuti, al recupero di materiali, a una migliore gestione del ciclo dell'acqua, quindi diciamo stiamo parlando di un tema legato all'ecologia. Vedrete che molti di questi bandi sono effettivamente abbastanza mirati su determinati settori che sono, diciamo, di interesse nazionali. Anzi, colgo l'occasione anche per fare riferimento al fatto che questi bandi di cui sto elencando ovviamente sono bandi in essere alla data attuale. Tenete presente che sicuramente se dovesse andare in porto il discorso del Recovery Fund legato all'Unione Europea, molto probabilmente già dal prossimo anno il numero di bandi che arriveranno saranno notevolmente maggiori di quelli che sono già esistenti, anche perché sarà lo strumento principe che verrà probabilmente utilizzato per rendere disponibili alle imprese, diciamo, le risorse necessarie per superare questo momento di difficoltà. Il DL 34 2019, oltre quindi a quello che abbiamo visto prima relativamente alla riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, prevede anche un finanziamento agevolato e ancora insieme un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale diretti all'implementazione di alcune tecnologie individuate nel piano di impresa 4.0. Sapete, probabilmente lo sapete, che il piano di impresa 4.0 punta a un miglioramento delle dotazioni digitali e tecnologiche delle imprese, quindi molte misure anche negli ultimi anni sono state introdotte. Cito per esempio i crediti d'imposta per invogliare le aziende ad essere più tecnologicamente attrezzate. Tra l'altro questo argomento, come dicevo prima, è sicuramente uno di quelli che saranno introdotti a seguito del Recovery Fund. Allo stesso maniera, come vedete, esiste questo SMACT, che invece è un contributo a fondo perduto relativo a progetti per l'ottimizzazione dei processi produttivi, il miglioramento, l'innovazione del prodotto e l'innovazione dei modelli di business e organizzativi a favore della competitività aziendale a livello globale, raggiunti utilizzando una o più delle tecnologie nell'ambito di SMACT. SMACT significa Social Networks, Mobile Platform and Apps, Advanced Analytics and Big Data, Cloud Computing e Internet of Things. Stiamo parlando quindi di, banalizzo, tutti una serie di strumenti e di tecnologie legate all'utilizzo dei telefoni cellulari, e i social network e big data e piattaforme sul cloud. Probabilmente argomenti che sono sicuramente molto di moda in questo periodo. Allo stesso modo esiste già un credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Anche in questo caso qui parliamo di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Qui addirittura si parla addirittura di design e ideazione estetica, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi di imposta precedenti. È ovvio che tutti questi bandi di cui abbiamo parlato, diciamo, sono bandi che comunque richiedono una progettazione, perché richiedono comunque dover presentare tutta una serie di progetti legati poi, secondo quello che viene o è stato previsto,
nel bando. Bandi regionali nel senso bandi della Regione Veneto, ok? Anche la Regione Veneto si è data da fare. Per chi fosse interessato, tra l'altro, può andare anche sul sito di Veneto Sviluppo, dove anche lì troverete tutta una serie di finanziamenti e di garanzie che Veneto Sviluppo può, diciamo, mettere a disposizione delle imprese. Vi segnalo anche la possibilità di uno strumento che mette a disposizione per cercare eventuali finanziamenti mirati a seconda delle eventuali necessità specifiche delle aziende. Anche qui ho cercato di mettere una sintesi di quelli che ritenevo più interessanti. Come potete vedere, il primo è un bando relativo alla formazione, quindi un contributo a fondo perduto può arrivare fino al 50% dei costi sostenuti dall'impresa per utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT, Information Communication Technology, supportare la domanda di sicurezza e salute sul posto di lavoro e sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi imposto dal Covid-19. Questo infatti è un bando che è stato introdotto proprio a seguito del Covid-19. Questo è quello di cui parlava l'avvocato Feltrin. Il fatto della Regione Veneto, una concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con provvista pubblica per un importo pari al 100% dell'operazione agevolata, accompagnato da un contributo a fondo perduto finalizzato all'abbattimento dei costi del finanziamento. Anche in questo caso qui vedete che questo è stato fatto apposta proprio per, se vogliamo, assomiglia un po' al fondo PMI, in questo caso però è accompagnato anche da un contributo per abbassare i costi di finanziamento. Esistono poi dei bandi che sono legati a dei fondi europei. Io non ho parlato dei fondi europei perché sennò, diciamo, il mio intervento avrebbe dovuto essere molto più lungo. Questo, come potete vedere, è un contributo per sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso le aziende, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative, anche incentivando la brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca e gli interventi volti alla maggiore tutela degli asset materiali. Viene compreso anche i processi di integrazione e di innovazione delle strategie organizzative e favorisce il business fra imprese, università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico di conoscenza in grado di garantire ricadute positive sul territorio. Un altro contributo che è previsto è un contributo per sostenere il sistema imprenditoriale veneto nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di penetrazione e consolidamento nei mercati esteri. Il decreto, esiste anche un decreto della Giunta regionale, dal numero 216 del 2013, un fondo unico che esisteva già in realtà, dove ci sono tutta una serie di iniziative che sono finalizzate alla realizzazione di investimenti o interventi di supporto finanziario, quindi per agevolazioni per poter acquistare, avere finanziamenti a tassi agevolati o altre misure per anche ristrutturazioni del debito e altre misure finanziarie. Io credo di aver finito il mio intervento, grazie per l'ascolto. Grazie dottore. Direi che, a parte il fatto che apprezzo moltissimo il fatto che siete stati tutti rigidissimi nel rispetto della tempistica accordata, sono le 18 e quindi noi avremo concluso. Ecco, volevo fare anche qui una piccola chiosa anche sull'intervento del professore Loffredo. Avete visto che oltre alle normative che già erano in vigore a tempo, tipo la legge Sabatini, eccetera, avete visto che c'è stata una produzione normativa regolamentare da febbraio ad oggi, e non è finita sicuramente, che ha
ha creato una certa confusione nei confronti delle imprese, ma credo che anche molti professionisti si siano trovati in leggera difficoltà di fronte a questa produzione normativa emergenziale, ovviamente, così complicata. Ecco, l'obiettivo di questi incontri, molto umile, molto modesto, certamente non pretendiamo di dare, diciamo di inventare l'acqua calda. Moltissimi altri corsi, seminari, eccetera, hanno già sviluppato queste tematiche e le hanno approfondite, però riteniamo che in un'ora e mezza alle microimprese, cioè quelle che si trovano probabilmente più disorientate nei confronti delle banche, quelle che poi mandano le mail ai nostri uffici, alla nostra società Camera Servizi chiedendo: ho 22 anni, vorrei aprire una attività, c'è qualche bando, c'è qualcuno che poi che crede in me, ecco, che crede in me e mi può finanziare, ecco. Dando queste informazioni da parte nostra e da parte dei professionisti, diciamo, speriamo di dare un piccolo contributo perché le cose possano migliorare. Come avevo detto all'inizio, quest'ora e mezzo era un'ora e mezza, diciamo, di presentazione di tematiche enormi, che sicuramente non possono essere sviluppate in modo compiuto, però apprezzo moltissimo la sintesi e la completezza, pur nella sinteticità, che i relatori di questo pomeriggio sono riusciti a dimostrare su tematiche così complesse. Vi invitiamo a ascoltare le 2 pillole di approfondimento che verranno messe in linea nel link che vi verrà comunicato a breve. La prima che parlerà di fisco in generale e la seconda che parlerà di liquidità, quindi cercando di approfondire al meglio le cose. E più la seconda sessione, la terza sessione che verranno dei webinar che verranno presentati successivamente, la prima su impresa e fiscalità e la seconda strumenti per la riorganizzazione aziendale. Io vi ringrazio tutti dell'ascolto e alla prossima.